Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna.
A te la linea. Caro Lorenz, grazie amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 904 di oggi, mercoledì 18 di dicembre dell'anno del Signore 2024, cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché radiolibertà.net è diventato un giornale online, quindi ci trovate liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, ci trovate le videopillole, l'auto da Fede Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin e chi più ne ha più ne metta. Quindi dateci una bella occhiata perché avete soltanto da guadagnare nel frequentare radiolibertà.net. Orbene, diamo le nostre coordinate a cui incrociamo 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa, oppure 029294 7222 se avete voglia di intervenire col telefono. Adesso però andiamo subito, caro Lorenz, intanto buon lavoro, il pezzo che avete ascoltato era degli Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland del 1979, ma noi adesso, se Lorenz sei pronto, augurandoti buon lavoro, siamo anche pronti per Diritto e Rovescio con l'implacabile Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi. Lorenz, se sei pronto, vai. Il nuovo codice della strada è stato approvato il giorno dopo che un'auto guidata da un carabiniere che aveva alzato troppo il gomito in una cena con amici aveva investito una pattuglia di vigili urbani al lavoro sulla strada, facendo perdere una gamba a uno di essi. Ho visto alla Cineteca di Parigi dei filmati che ritraggono che cosa un guidatore vede con varie dosi di alcol nel corpo. C'è da aver paura, anche se purtroppo chi guida con troppo alcol nel sangue non se ne rende assolutamente conto. Il nuovo testo del codice della strada ha aggravato le sanzioni per gli ubriachi al volante, ma sarebbe stata molto utile anche la disposizione di rendere conosciuto su un sito internet nazionale i nomi e i cognomi di tutti coloro che sono stati colti con troppo alcol nel sangue, anche se non hanno causato incidenti. L'immagine di sé è molto più dissuasiva di qualsiasi multa. Ecco, e voi che cosa ne pensate? Si può fare una gogna online per chi viene pescato ubriaco al volante, anche se magari ha bevuto ma non è in condizioni tali da rientrare nelle sanzioni previste dal codice della strada? Secondo voi la sanzione sociale, l'essere sputtanati, lo sputtanamento, per dirla con Cocchi e Renato, può avere un suo perché, può servire a dare anche una dissuasione? Mi permetto di dire, chi guida non beve, chi guida non si fa le canne, chi guida ha dormito ed è sobrio. Non fate cazzate, ragazzi. Qualunque sia la vostra età, non fate cazzate quando pigliate il volante in mano, perché l'automobile può essere sia un mezzo di trasporto che un'arma. E a diventare un'arma non ci vuole molto, non ci vuole molto. Basta buttarla addosso al primo che passa o falciare una famiglia quando si è ubriachi, fumati o quello che volete voi. Ecco, per cui a maggior ragione, occhio, occhio. Però vi chiedo, secondo voi può avere senso, come dice Pierluigi Magnaschi, una sorta di anagrafe di quelli pescati, diciamo così, su di giri al volante? Può servire a qualcosa? Chi lo sa? Tutto sommato non sarebbe male, anche perché qui ne va della sicurezza di tutti quanti, della sicurezza di chi circola sulle strade di questo paese. Lo chiedo a voi, 340 670 9659, se volete 029294 7222. Stasera non c'è Paola D'Amico, la recupereremo dopo Natale, ma intanto è il momento di Qui Parlamento. Qui Parlamento. Io voglio dare stasera il bentornato a un amico di questa trasmissione, lo possiamo definire, credo,
serenamente così il senatore Giorgio Bergesio, che ringrazio il suo tempo. Buonasera senatore, ben trovato. Grazie, buonasera a voi e a tutti i cari ascoltatori di Radio Libertà. Allora, senatore, queste comunicazioni di Giorgia Meloni sulla nostra situazione, diciamo così, internazionale e anche in previsione del vertice europeo, lei che sensazioni ne ha avuto? Ma io ho avuto delle sensazioni, devo dire, di una presidente forte, di una presidente capace, gliel'ho anche ricordato. Anche in questi giorni proprio abbiamo assistito che la testata internazionale Politico l'ha incoronata come la persona la più influente per quanto riguarda l'Europa, la ritengono per il 2025. E io credo che definendo questo ha anche definito dicendo che lei sta guidando un governo dei più stabili mai esistiti nell'Italia del dopoguerra. Ora, noi abbiamo una situazione in Europa un po' particolare perché abbiamo visto che quelle che erano le potenze che volevano gestire e imporre, la Francia è in difficoltà, gli manca di nuovo il governo, la Germania andrà a elezioni, non si sa come andrà. Qui c'era un tema di estrema attualità, una serie di temi, però il tema del Consiglio europeo è il sostegno all'Ucraina, Medio Oriente, l'impegno e le priorità dell'Unione Europea nel contesto comunque geopolitico globale. Poi c'è il tema della prevenzione alle crisi industriali, le risposte, la migrazione, l'allargamento alla libertà, alla sicurezza e sempre il grande tema della giustizia. E io devo dire che sono intervenuto però mettendo al centro quelli che sono a livello di Unione Europea nel mondo, che è uno dei temi di questo Consiglio europeo, l'accordo Unione Europea-Mercosur, che rischia veramente di mettere in ginocchio, così come è scritto, l'agricoltura europea, soprattutto la prima parte degli agricoltori, della filiera, i nostri agricoltori, i nostri contadini, le persone che se non vengono difese non possono essere difese da altri, se non dallo Stato, e quelli che sono in Italia devono essere difesi dall'Europa, che è quella che Ursula von der Leyen ha sottoscritto l'accordo, però deve essere, diciamo, ratificato dal Parlamento europeo. Certo, certamente. Senta, più che altro noi discutevamo in questi giorni anche col collega Roberto Giardina da Berlino dell'instabilità che ha colpito la Germania, della situazione francese. Ecco, ma l'Italia cosa dovrebbe fare per poter giocare le sue carte da leader in Europa, approfittando anche di questo momento? A mio avviso l'Italia, io le faccio sempre l'esempio per quanto riguarda il Mercosur. Tu non puoi firmare un accordo dove non c'è un principio di reciprocità. Reciprocità significa che per quanto riguarda gli aspetti relativi alla produzione, al lavoro, alla coltivazione, chiamiamola come vogliamo, il tema commerciale, il tema dell'ambiente e il tema soprattutto sociale, se non ci sono principi analoghi dove producono i prodotti e li portano in Europa, rischiano che questi prodotti quando arrivano a noi ci fanno una concorrenza spietata. Vi faccio due esempi su tutti. Il tema del lavoro, lo sfruttamento del lavoro minorile, ci sono delle popolazioni indigene in Brasile, in Argentina, eccetera. Il tema soprattutto dei contratti di lavoro, ma la garanzia di un lavoro che abbia uno stipendio che non può essere paragonato. Io faccio un esempio, io ho dato un'occhiata praticamente a quelli che sono i salari minimi per quanto riguarda i salari minimi, ma anche i salari medi per quanto riguarda il tema per esempio dell'Argentina. Ci troviamo da un salario minimo che va da 253 euro a dei salari che possono arrivare fino a 1.500 euro al mese. Allora, io non credo che noi possiamo competere con questi, tenendo presente che questi paesi hanno i costi energetici molto più bassi, che sia energia elettrica ma che sia anche carburante, e poi soprattutto il tema di come vengono prodotti questi prodotti qui. Allora io dico, se non riusciamo a inserire un tema di reciprocità, ma oggi la Presidente mi ha confermato in aula che il tema della reciprocità gli sta molto a cuore e secondo me è fondamentale, che ci siano le pari condizioni di produzione, da una parte non solo questi certificati che arrivano, però poi guardate, queste merci arrivano tutte al porto di Rotterdam, dove c'è fatto 100 l'arrivo,
il 98% non viene controllato, vengono fatti dei campioni a spot sul 2% perché non si riesce a controllare tutta la merce. E allora non possiamo basarci solo su certificati e non controlli fisici. Allora il grande tema è anche di imporre delle linee. Io credo che sull'accordo specifico, perché qui sapete che questo accordo da dove parte questo accordo qui? Parte dal fatto che noi possiamo esportare automobili, ricambi per auto, industrie, prodotti dell'industria farmaceutica, l'abbigliamento, tessile, eccetera, ma non salvaguardiamo quello che importiamo, che sono poi prodotti dell'agricoltura. Allora io credo che la Presidente ha un ruolo importante, anche perché questo è un governo stabile. E che se ne dica, l'abbiamo dimostrato anche oggi in aula, lo dimostreremo all'approvazione della legge di bilancio, l'abbiamo dimostrato nell'approvazione del concorrenza, avremo poi il proroga termine, abbiamo avuto un decreto sull'ambiente, cioè ha una stabilità enorme questo governo, perché la maggioranza c'è e funziona. C'è una dialettica interna, è normale, perché non apparteniamo tutti allo stesso partito sicuramente, il nostro partito delle priorità, altri partiti ne hanno altre. Sul tema però di stabilità interna rafforza la Presidente, e quando si siede a un tavolo dietro c'è un paese, c'è un governo che gli dà fiducia, che gli ha dato fiducia e che continuerà a dargli fiducia. Dove invece ci sono governi, la Francia rischia anche lei, perché se non mette in piedi un governo che funziona, le faccio l'esempio, noi abbiamo avuto il problema dei valichi internazionali, Sì. il Freius, il Bianco, il Tenda, le aperture di questi valichi, ma se noi non abbiamo il ministro da interloquire in Francia, con chi parliamo? Cioè, onestamente, non è che possiamo andare sempre a parlare con il Presidente della Repubblica Francese, perché no, non è questo il tema. Allora, la Germania invece addirittura va a elezioni e non si sa come finirà, perché non si sa, sarà una grande battaglia elettorale quella sulla Germania. Allora io credo che noi dovremmo inquadrare un po' i temi per quelli che sono la forza che abbiamo noi, in più il supporto che questo paese ha, grazie anche a Giorgia Meloni, che ha un ottimo rapporto con Musk e soprattutto con Trump. Io credo che questi sono rapporti importanti a livello internazionale, anche perché c'è un percorso, ne parlavamo anche oggi, sul tema Siria, perfetto, che è dittatore, eccetera, eccetera, ma non rischiamo poi che diventi poi una seconda Afghanistan, perché quelli che sono arrivati a prendere in mano il potere non è che arrivano da una situazione democratica eccetera, eccetera. Già certi ragionamenti che vengono fatti sul futuro delle donne mettono in condizione di avere delle paure. Allora, si gioca la partita questa a livello Russia-Ucraina, per cercare di arrivare a un percorso di pace, però per arrivare alla pace non è semplice. Abbiamo la partita di Israele, Palestina, Hamas, eccetera, tutto quanto. Si è aperto il varco della Siria, abbiamo un'instabilità nella Corea, ci sono molti conflitti in essere al mondo, c'è una nuova presa d'atto da parte mondiale del governo americano, che sta cercando di dare un taglio netto rispetto al passato. Trump ha già detto più volte che l'obiettivo è la pace, ma non perché gli sta più simpatico uno e piace l'altro. Secondo me è proprio il tema anche del commercio, cioè voi vedete quanti problemi abbiamo avuto col canale di Suez, noi, per il Medio Oriente e questa instabilità. Cioè, poi sì. I container dovevano arrivare l'Africa, i costi dei prodotti sono arrivati che i container prima costavano 3.000 euro, adesso arrivano a 15.000. Cioè, stiamo parlando di cose che, cioè, non è solo l'instabilità, capire chi vince, chi perde la guerra, queste cose qui che sono discorsi da bar. Noi dobbiamo guardare invece al tema sostanziale, che la stabilità porta a una stabilità economica, porta a una stabilità sociale e porta soprattutto alla capacità di sviluppo a livello mondiale abbastanza evoluto, senza creare delle sacche di povertà. Senatore, noi siamo in chiusura, però volevo chiederle semplicemente se e quanto lei si riconosce nella citazione di Aldo Moro fatta dalla Premier, cioè quando ha detto che l'Europa deve essere la casa delle differenze. Lei che ne pensa? Ma è l'Europa che vogliamo noi, l'Europa dei popoli. Ma noi non possiamo pensare che siamo tutti uguali. Perché guardi, già solo da nord a sud dell'Europa c'è un abisso. Cioè noi siamo stati governati per anni in Europa da paesi che avevano una visione
che è come guardare il mondo dal buco della serratura, cioè ti guardi in casa propria e tutto quello che c'è fuori fatichi a vederlo. Io dico, noi dobbiamo avere una visione globale e io sono convinto che questa la Premier la sta acquisendo grazie al lavoro che stanno facendo anche i vice premier, sia Matteo Salvini che il vice premier Tajani, che si sta cercando di mettere insieme veramente le maggiori competenze per poter superare e i maggiori anche studi e la capacità di visione. Però sul tema delle differenze, ma c'è una differenza di popoli, c'è una differenza di produzioni da nord a sud dell'Europa. Guardate il grande tema dell'agroalimentare, c'è una differenziazione enorme, perché altrimenti noi non avremo un export di 60 miliardi l'anno di prodotti agroalimentari e molti di questi finiscono in Europa. Cioè, noi dobbiamo anche essere in grado di capire che queste differenze valorizzano, non sono differenze che penalizzano. Poi c'è il grande tema delle povertà, ci sono paesi che faticano di più, ci sono paesi dove c'è una democrazia molto più limitata rispetto agli altri. Io credo che nel nostro paese abbiamo una democrazia molto, molto forte e molto evoluta. È certo che il prezzo della democrazia è il dialogo, il confronto, i tempi più lunghi, eccetera, però dall'altra parte anche una garanzia di libertà che forse in altri paesi non ce l'hai. Molto bene, senatore, allora grazie del suo tempo e al piacere di Grazie. ritrovarci presto. E buon Natale. Grazie a voi e anche a voi, tanti cari auguri, a voi e a tutti gli ascoltatori. Buona serata, grazie. Grazie. Sigla. Qui Parlamento. Adesso pausa e poi Pino D'Angiò, Una notte da impazzire, 1981. A tra poco.
te la linea. Grazie Lorenz, immenso Pino D'Angio, Una notte da impazzire del 1981, molto probabilmente questa notte da impazzire l'ha avuta o la sta per avere Justin Trudeau il bello, l'insignificante premier del Canada, ahimè, il quale è stato apostrofato da Trump, che negli ultimi giorni non ha mancato di prenderlo pubblicamente in giro, prima come il governatore del grande stato del Canada, quindi lo ha considerato come uno dei tanti governatori degli stati degli United States of America. Ma addirittura oggi Trump si è incazzato parlando a proposito di dazi da lanciare contro il Canada, dicendo noi gli diamo qualcosa come 100 miliardi di dollari all'anno, quindi a maggior ragione perché non annettiamo il Canada e ne facciamo il 51esimo stato? A parte il fatto che in realtà il valore del commercio tra i due paesi è di 64 miliardi di dollari circa, almeno l'anno scorso era stato pari a questo. Però attenzione, c'è addirittura un 13% di canadesi che sarebbero pure favorevoli. Ma questo accade perché il primo ministro del Canada, ahimè, è un personaggio che politicamente è molto debole. La sua unica forza è stata andare da Giorgia Meloni appena eletta e dirle che era preoccupato per gli omosessuali in Italia. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Buonasera, sono Paolo da Gorizia. Ben trovato. Ecco, allora, quello che propongo di raccontare non c'entra assolutamente niente né con la politica né con l'economia, però è una storia vera che è successa pochi giorni fa, che mi ha fatto riflettere molto e vorrei condividerla col pubblico se è d'accordo. Prego, se è nei limiti del legale di sicuro. Sì, prego. no, anzi, è una storia molto bella, tra l'altro. Allora, pochi giorni fa andavo a fare la spesa al supermercato come sotto casa e di fronte a me alla cassa stava la mia ex vicina di casa che conosco da tanto tempo e che poverina non riusciva a pagare al momento, solo per pochi minuti, perché non trovava la carta di credito. E fin qua ok, io guardavo, aspettavo tranquillamente. Un immigrato giovane, tra l'altro una ventina d'anni, si ferma e offre di pagare la spesa della mia vicina che sta benissimo dal punto di vista economicamente, dicendo: se tu non puoi pagare pago io per te. La signora logicamente si rifiuta dicendo: la troverò sta benedetta carta di credito, e lui insiste dicendo: non ti preoccupare, tu per me sei come la mia mamma. Al che io, che assistevo alla scena, mi sono sentito piccolo. La cosa si è risolta perché lei ha trovato la carta e tutto è andato bene. È una storia stupida e sciocca, però davvero... No, Paolo, non lo è affatto. Perché devi dire questa cosa? No, invece è una storia di umanità e di speranza e hai fatto benissimo a raccontarla. Vai avanti. Ecco, no, è finita così tra tante piccole luci di Natale, no? Però volevo solo raccontarla perché ogni tanto fa bene a tutti quanti avere belle notizie, anche se piccole e insignificanti apparentemente. Auguro buon Natale a tutti quanti. Paolo, buon Natale a te e anche ai protagonisti di questa storia, perché voglio dire, vedete, noi molto spesso siamo convinti che là fuori sia tutto brutto, tutto è senza speranza, tutto è senza... non c'è luce, non c'è niente. Invece l'Italia c'è ancora là fuori. E fa piacere che comunque ci sia una persona venuta da fuori, che è arrivata in questo paese e che usa rispetto nei confronti di una italiana, quindi presumo fosse un nuovo italiano o per quanto immigrato, quello che volete voi, ha comunque voluto fare un gesto di umanità. Allora noi abbiamo bisogno di gente che viene, si integra e mostra umanità, non di gente che viene e fa il cavolo che gli pare. Questa è la differenza. E aggiungerei, è nello spirito di questo paese aiutare gli altri, perché questo, malgrado ormai sia un paese sostanzialmente ateo,
perché tanti di quelli che predicano qua, là, le nostre tradizioni, se poi gli chiedi qualcosa della dottrina cristiana non sanno assolutamente niente. Ecco, malgrado tutto questo resta un paese imbevuto dello spirito cristiano. Ed è bello ed è buono ogni tanto ricordarci del fatto che, torna a ripetere, non tutto è male, non tutto è disperazione. C'è del bello, c'è del buono e a seconda di come noi guardiamo alla realtà, questo bello e questo buono poi riverbera su di noi, sulle nostre vite, anche sul nostro atteggiamento verso gli altri. Se io mi alzo ogni mattina incazzato dicendo che va tutto male, fa tutto schifo, non c'è redenzione, non c'è niente, è chiaro che tenderò a trattare peggio la gente che incontro nel mio cammino. Ma un po' di speranza c'è e quindi io voglio ringraziare Paolo per averci raccontato questa storia, anche perché dite che volete, ma è Natale, è una cosa melenza, no, è una cosa umana e fa bene ricordarla, almeno, quantomeno in questo periodo. Mi torna in mente Corrado quando parlò a Domenica Inn pochi giorni dopo il rapimento di Moro, dice non dovete dimenticarvi del fatto che i cattivi sono pochi, i buoni sono tanti. Allora, se i buoni si mettono tutti assieme, vedete che le cose potranno andare meglio. È che è quello che dico pure io. Se i buoni si metteranno tutti assieme, le cose in questo paese probabilmente andranno meglio, perché i cattivi per fortuna non sono tanti. Per fortuna non sono tanti. Allora, 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra, oppure 0292947222 se volete intervenire per telefono, tanto abbiamo ancora tempo fino alle 19.05, poi avremo l'immenso Antonio Zennaro, come sempre, per conto corrente. Quindi vi stavo dicendo, il buon Trump non ha perso l'occasione per insultare, come si chiama, Justin Trudeau il bello, definendolo addirittura il governatore del grande Stato del Canada, o addirittura parlando di annessione del Canada agli Stati Uniti d'America. Certo, a lui piacerebbe, si prenderebbe la terza economia del mondo, un paese che non ha i problemi che affronta lui, un paese che ha la sanità pubblica a differenza del suo paese, un paese nel quale la gente non si spara e non si ammazza per strada come fanno invece negli Stati Uniti d'America, non fosse altro che il Canada è la Svizzera del Nord America sostanzialmente, perché è enorme ed è grande come gli Stati Uniti, ma nella testa è ancora inglese. Ecco perché ha mantenuto un certo tono. Aggiungete anche il fatto che un paese di poco meno di 40 milioni di abitanti sparsi su un territorio che è grande più di 35-37 volte l'Italia, fate un po' voi i conti e ditemi voi se ci si possa stare bene oppure male. Io dico che ci si possa stare bene, quindi il vecchio Donald sa dove mettere gli occhi addosso. Comunque, ad ogni buon conto, avremo modo di raccontarvi anche questa lite delle comari che, permettetemi la citazione di Andreattiana memoria, la mitica lite delle comari tra lui e Formica nei primi anni '80. Ve lo ricordate quando Andreatta chiamò Formica un noto commercialista di Bari? E noi viviamo in un paese magnifico, veramente. Viviamo in un paese che queste cose dovrebbero stare anche dentro i libri di scuola, porca vacca. Ci sarebbe molto, molto di cui divertirsi. Ma il nostro paese a quest'ora della sera, alle 18:46 minuti e 18 secondi, mentre tra l'altro fra 32 giorni Donald Trump diverrà nuovamente presidente degli Stati Uniti d'America, e meno male, immaginate se ci fosse stata la signora che ride, la buona Kamala, immaginate voi, a quest'ora della sera, se uno guarda le agenzie, dice, insomma, chissà come vanno le cose, perché l'ANSA apre con la legge di bilancio e dice ok al fondo per l'educazione sessuale e affettiva
A scuola, via libera all'emendamento Maggi, arrivano 500.000 euro nel 2025, manovra in aula alla Camera domani alle 8, voto finale venerdì, e quanto deciso nella conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Lorenz, fai una cosa, prova a telefonare a Laura Ravetto, vedi se ha tempo per fare un commento su questa cosa, visto e considerato che lei si è battuta e si è spesa con molto coraggio per questa offerta educativa, visto a maggior ragione che siamo in tempi drammatici di femminicidio e di dolori gravi che vengono perpetrati nei confronti delle donne. Ecco, prova un attimo a sentirla, vedi se ha tempo per intervenire un momento. E cosa dice appunto l'ANSA? Arriva un fondo da $500,000 per il prossimo anno per promuovere nei piani d'offerta formativa interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva. E quanto prevede un emendamento approvato alla manovra a firma di Riccardo Maggi di Più Europa. Una buona notizia: è stato approvato nella legge di bilancio un nostro emendamento per incrementare di 500.000 euro il fondo per le politiche relative a diritti e pari opportunità, per promuovere nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole di secondarie di primo e secondo grado relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva. Lo annuncia Maggi. È un piccolo ma importante passo, innanzitutto, per iniziare a contrastare culturalmente la violenza di genere e prevenire la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili che stanno tornando a diffondersi in maniera preoccupante tra i giovani. Una vittoria di Più Europa di cui andiamo fieri, conclude Maggi. Il testo della manovra approderà in aula giovedì mattina alle 8, in tarda mattinata sarà posta la fiducia che sarà votata venerdì. Discussione, dichiarazioni di voto, voto finale ci saranno entro venerdì in tarda serata, è quanto deciso dalla conferenza dei capogruppo di Montecitorio. Il via libera della Camera alla manovra al momento è fissata alle 22:30 di venerdì, ma i tempi potrebbero variare in caso di un eventuale breve ritorno tecnico del testo in commissione, circostanza di cui si sarebbe parlato, secondo quanto si apprende all'opposizione, in capigruppo, ma che, se confermata, dovrebbe emergere domani mattina. La volontà resterebbe in ogni caso quella di chiudere entro venerdì sera. Al momento il timing deciso dalla capigruppo prevede per venerdì 20 dicembre alle 11 la votazione per appello nominale della fiducia sulla manovra con dichiarazioni di voto alle 9:30 e dalle 12:30 alle 20 le votazioni dei restanti articoli, delle proposte emendative e degli ODG. Oltre all'incremento delle risorse per il ponte, anche attraverso lo strumento del Fondo di Sviluppo e Coesione, arrivano fondi anche ad altre infrastrutture, dalla TAV alla Sibari Catanzaro e a Ferrovie. E quanto prevede l'emendamento dalla manovra della Lega, riformulato e approvato in Commissione Bilancio alla Camera. Si tratta tra l'altro di $1 miliardo in più alla TAV Torino-Lione e un altro a Ferrovie per le opere PNRR. Altri 200 milioni vanno alla Sibari Catanzaro e 708 milioni vengono destinati al settore idrico e 36 alla diga di Campolattaro. Niente da fare invece in manovra per l'apertura di un nuovo semestre per la scelta da parte del lavoratore di spostare il trattamento di fine rapporto dall'azienda alla previdenza complementare con la regola del silenzio-assenso. La proposta di modifica di Fratelli d'Italia alla legge di bilancio, infatti, non è entrata nella legge di bilancio durante l'esame in commissione alla Camera. Si starebbe comunque ragionando sull'ipotesi dell'inserimento in un altro provvedimento. Andiamo a vedere, questo è quanto riferisce a quest'ora l'ANSA. Se invece andiamo a vedere l'ADN Cronos, la notizia d'apertura in questo caso è il concerto di Capodanno a Roma. Mahmood e Mara Sattei si sfilano, no alla censura a Tony F. Il cantante: ho aspettato fino all'ultimo perché speravo di leggere una notizia diversa. La cantautrice: non trovo corretto impedire a un artista di esibirsi. Morgan è stato sentito dall'ADN Cronos, ma chi se ne fotte di Tony F, scandaloso Giovanotti difende lui e non me. L'artista, sia che ci sia, sia che non ci sia, non cambia nulla, non mi sembra un problema grave. Dalla Francia arriva la notizia che il sorridente Sarkozy, quello che rideva con la Merkel di Silvio Berlusconi, è stato condannato a 3 anni, uno col braccialetto elettronico.
L'ex presidente francese su Facebook: ribadisco la mia totale innocenza. La misura comporta anche l'interdizione politica. A Pavia invece la mamma e il bimbo muoiono durante il parto al San Matteo. La procura ha aperto un'inchiesta e è attesa per l'autopsia. Per un bambino che muore a Pavia insieme alla mamma, a Palermo invece c'è una mamma senza dimora che ha partorito per strada e lasciato il bambino in ospedale. Il neonato è stato affidato alle cure dei sanitari, sta bene. Del caso ora si occupa la procura dei minori. La madre ieri ha lasciato l'ospedale, oggi è tornata, ma si è allontanata nuovamente dopo poche ore. Andiamo a vedere che cosa è successo a Pavia. Scrive l'ADN Cronos che una donna e il suo bambino sono morti durante il parto la notte scorsa al Policlinico San Matteo di Pavia. Il marito della donna ha sporto denuncia. La procura del capoluogo pavese ha aperto un fascicolo nel quale è iscritto un procedimento penale a carico di ignoti per il reato di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, articolo 590 sexies, e omicidio colposo, articolo 589 sempre del Codice Penale. È stata disposta l'acquisizione di tutta la documentazione sanitaria relativa alla gestante presso il Policlinico San Matteo di Pavia ed entrambe le salme sono state poste a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. Il procedimento penale prosegue al fine di accertare eventuali condotte colpose e individuare eventuali responsabilità dei sanitari che hanno avuto in cura la mamma e il bimbo. Vedremo anche qui che cosa succederà. Comunque, per chiudere questo spazio con una notizia, diciamo così, appunto con delle notizie un pochettino più leggere, dicevamo, sempre l'ADN dice che il concerto di Capodanno a Roma al Circo Massimo non ha più un cast. Dopo la cancellazione di Tony F, sia Mahmood che Mara Sattei hanno deciso di ritirarsi per solidarietà al collega. Ho aspettato fino all'ultimo perché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all'esclusione di Tony F al Capodanno di Roma. Ritengo sia una forma di censura, per cui decido anch'io di non partecipare al Capodanno nella capitale. Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d'arte possa essere distrutta e discussa e criticata, ma non deve esistere censura, ha scritto Mahmood in una storia su Instagram. Date le decisioni prese in merito al Capodanno di Roma, anch'io non prenderò parte all'evento. Non trovo corretto impedire a un artista di esibirsi privandolo della sua libertà d'espressione, ha scritto Mara Sattei. Ma perché è scoppiato questo caso? Perché nel mirino della polemica ci sono i testi di alcune canzoni di Tony F giudicati misogini e contro le donne. Non c'è nessuna censura, non stiamo parlando del diritto sacrosanto di Tony F di esprimersi e fare concerti a Roma, ma dell'opportunità di utilizzare risorse pubbliche dell'amministrazione e quindi dei cittadini per fare di lui uno degli ospiti del concerto di Capodanno, ha detto il sindaco Gualtieri, aggiungendo: nel momento in cui è risultato evidente che quella scelta avrebbe diviso la città e urtato la sensibilità di tanti, abbiamo ritenuto opportuno chiedere un passo indietro perché per noi il concerto di Capodanno deve unire e non dividere la città. Tony F aveva cercato di gettare acqua sul fuoco con una storia sul proprio profilo Instagram. Sono onorato di cantare al Circo Massimo nella mia città. Voglio ringraziare il comune per questa opportunità, aveva scritto il rapper prima della decisione del Campidoglio di non farlo salire sul palco. Rispetto e amo tutte le donne, mi dispiace che qualcuno ancora pensi il contrario. Roma, ci vediamo a Capodanno. Insomma, tanta pubblicità gratuita per Tony F, peraltro dopo un pasticciaccio che oggi è il 18 dicembre, come fai a mettere in piedi un concerto di Capodanno con Natale nel mezzo, quando ormai quasi tutti i cantanti, diciamo così, di grido, possiamo dire di grido, sono stati opzionati da altre realtà. Ovviamente. Con cosa lo faranno ora il concerto di Capodanno a Roma? Vedremo. Morgan, come abbiamo detto, ha detto chi se ne fotte di Tony F, sempre all'ADN Cronos, sia che ci sia che non ci sia non cambia nulla. Non mi sembra un problema grave, bisogna vedere cosa perdi a cacciare qualcuno. Nel mio caso sono stato cacciato 1000 volte e hanno sempre perso molto, dice l'artista all'ADN Cronos.
Poi si scaglia contro i colleghi che solidarizzano con Tony F, ma non con lui. Scandaloso è il fatto che Giovanotti si metta a difendere Tony F, e per il mio caso non abbia mosso un dito. E non solo lui, anche gli altri. Penso che siamo un paese di incapaci del senso di arte, penso che siamo un paese di fantozzi, di ignoranti, penso che siamo un paese molto molto arretrato. E Tony F o tutti i Tony possono spuntare da un momento all'altro e io faccio una fatica boia a chiamarli pure artisti. Mi vengono i brividi quando uso questa parola riferendomi a certa gente. Io, se cancellassero Beethoven dalla storia della musica, prosegue, farei scatenare la terza guerra mondiale perché si tratta dell'arte con la A maiuscola. Ma se tu me la vuoi mettere sul piano di è sbagliato censurare un artista, allora perché non hai fatto un cazzo per me? Perché non vendo come Tony F? Tu lo sai che Elettra Lamborghini fa 98 milioni di visualizzazioni su una sua canzone, mentre Fabrizio De André con Marinella ne fa solo 7? E ancora sulla cancellazione di Tony F al concerto di Capodanno. Beh, con me è stato fatto già molte volte, sin dal 2010 quando sono stato cancellato da Sanremo, poi sono stato espulso dalla Rai, poi sono stato cancellato a X Factor e in ultimo quest'estate mi sono stati tolti tutti i concerti, i contratti che avevo. E non sono pubblicato dalla casa discografica che mi ha strappato il contratto senza alcuna ragione vera. E nessuno ha mosso un dito. Faccio notare la differenza di contenuti tra quel che faccio io e quel che scrivono questi ragazzi, prosegue. Mi sembra che nessuno abbia mai fatto niente. Non capisco perché adesso bisogna scandalizzarsi se Tony F o Tony H o Tony Z o Tony C, Tony D viene cancellato da uno delle miriadi di impegni che sicuramente ha, nonostante il suo livello non sia certo quello di Beethoven. Il problema non è giudicare un artista perché è un artista, bisogna giudicarlo. Qualsiasi opera d'arte è esposta al giudizio del pubblico ed è sacrosanto che se i testi di qualcuno fanno schifo, questo signore non possa accedere al palcoscenico. Viceversa, è assolutamente scandaloso che qualcuno, per la sua vita privata, venga privato della possibilità di essere un artista nonostante i meriti. L'arte si deve giudicare, la vita privata no. Io sono stato censurato perché hanno raccontato balle sul mio conto facendomi apparire male e quindi sono stato cancellato, ho perso tutto. Tony F non so chi sia, molti suoi colleghi sono balordi veri, carcerati, gente piena di condanne. Ma facciamo anche il caso che lui sia la persona più onesta del mondo. Se i suoi testi sono orrendi, mi pare giustissimo non pubblicarlo. L'arte si deve giudicare, ribadisce. Io questo signore chiamato Tony F non so manco chi sia, continua. Spuntano come i funghi dall'oggi al domani e fanno i padroni al mondo. Che si faccia la gavetta come ho fatto io, che si faccia 20 anni di concerti senza l'autotune, prima di rompere il cazzo per essere stato cancellato. Perché prima di essere cancellati bisogna esistere. La vicenda, secondo Morgan, andrebbe vista da un'altra prospettiva. È già tanto, anzi troppo, tutto quello che ha ricevuto finora. Quindi dovrebbe ringraziare Dio ogni volta che spunta il sole di fare la parte dell'eroe in un paese completamente privo di qualunque senso artistico e di qualunque livello culturale. Bisogna ricordarsi cosa diceva Battiato. Meglio essere dei cretini in mezzo ai geni, piuttosto che sentirsi un genio in mezzo a dei coglioni, conclude. Morgan, quando vuoi venire in trasmissione in questo programma, sei libero di venire, ci puoi anche raccontare che hai mangiato ieri sera, va bene lo stesso, guarda. Va bene, qualsiasi cosa, perché uno che conclude ricordando le sacrosante parole di Battiato, veramente Battiato diceva io mi vorrei sentire cretino guardando delle persone più intelligenti di me e non sentirmi intelligente guardando delle persone più cretine di me, però lui l'ha messa giù un po' dura, ma il concetto è quello. Detto ciò, cioè veramente, ma chi è Tony F? Anche questa è una bella domanda. Anche perché sarebbe bello sentire il parere di Max Del Papa su questo tema. Peccato che non abbiamo tempo stasera. Adesso andiamo in pausa e poi ci ascoltiamo Ivano Fossati con Panama 1981. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Va ora in onda Conto Corrente, economia e finanza per tutti. Conduce Antonio Zennaro. Qua sulle magiche onde di Radio Libertà alle 19:06 minuti e 43 secondi, Antonino Danna al microfono con voi, soltanto per dirvi che dal canale ufficiale di Ivano Fossati su YouTube, Panama, questo pezzo appunto di Ivano Fossati, ha fatto solo 239.796 visualizzazioni al 23 luglio 2017, quando è stato messo online. Quindi ha ragione Morgan quando si parla della musica in questo paese. Perdonate, per me ha ragione da vendere. Ma adesso, signore e signori, al telefono c'è lui, Antonio Zennaro. Ciao Antonio, ben trovato. Buonasera Antonino, buonasera. Se sentite confusione perché sono in giro per lavoro, e ovviamente è stata una settimana importante, Antonino, perché ci eravamo lasciati che il Fatcoin, la famosa criptovaluta, capitalizzava 500 circa milioni di dollari. Sì. E udite, questa sera ha superato i 900 milioni di capitalizzazione e si avvia verso il miliardo di capitalizzazione. La meme coin, sulla cosiddetta in traduzione italiana elegante, flautolenza coin. Straordinario, veramente. Cioè, Straordinario. siamo a livelli di follia economico-finanziaria, mi permetto di dire. Ovviamente i critici ci diranno che ovviamente hanno investito e hanno fatto dei soldi e siamo dei stupidi e dovevamo fare queste cose qua. Io reputo sempre queste cose come il classico gioco della sedia, e finché la barca va lascia andare, però quando la marea cala si vede chi sta nuotando nudo. Quindi occhio, state attenti, è speculazione, è casino finanziario. Io suggerisco sempre di considerare queste robe qua come pura speculazione, come giocare i soldi al casino. L'altra notizia, insomma, della settimana è The Games of Banche, perché continua il gioco, il braccio di ferro tra Unicredit e Banco BPM. Ovviamente c'è questa sfida, ovviamente è stata presentata un'OPA, però ci sono tutte delle contromosse del Banco BPM, anche addirittura un esposto, mi sembra di aver letto sulla Consob, perché ovviamente quando presenti un'offerta pubblica di acquisto, in questo caso di scambio azionario, succedono tutta una serie di situazioni, quindi la stessa banca è obbligata, addirittura sembrerebbe che è costretta a mettere in stand-by l'operazione di acquisto di Anima. Quindi insomma una sfida ai livelli massimi della finanza italiana, vedremo come andrà a finire. Ne abbiamo già parlato 2 puntate fa, io sono abbastanza, questa è un'opinione personale, premetto, un po' critico non critico, nel senso che ho paura, ecco, un timore che poi ci siano troppe poche banche sui territori, e si rischi una sorta di duopolio, dove c'è solo da un lato Intesa e dall'altro questo nuovo gruppo, questa grande Unicredit, no? Quindi alla fine, come tutti sanno, come dice la teoria economica, quando c'è un duopolio ovviamente non spinge la concorrenza, e quindi a danno del consumatore, a danno del correntista, al danno delle piccole e medie imprese, no? Che potrebbero magari avere più offerte anche sul fronte dei tassi di interesse. Quindi occhio, stiamo attenti, perché qua non parliamo di speculazione, di mero ritorno per gli investitori, ma qua parliamo poi di economia reale, di partite IVA, di imprese, di artigiani, di commercianti, di industria, gente che la mattina si alza, va a lavorare e produce per questo paese, paga le tasse, e quindi se siamo deboli sotto il profilo economico-finanziario si indebolisce tutto il sistema. Quindi sì, magari bello gli analisti, no? Tutte queste cose qua solite della finanza, che è giusto che ci siano, però insomma questo
questo può essere anche un'operazione che magari fra qualche anno, come è stato fatto in passato in altre situazioni, ci troviamo in una situazione magari che non sono tutti contenti, anche perché sistemi, cioè alla fine abbiamo il sistema francese che ha poche banche, e verso dove stiamo andando noi, che è un po' l'operazione che fece Renzi col suo governo, che ha dato avvio, e stiamo proseguendo. Dall'altro lato c'è la Germania, che ha un sistema molto, potremmo dire, di credito decentralizzato, con tante casse di risparmio, casse rurali, che sembrerebbe stia tenendo bene, nonostante sembra una crisi economico-finanziaria che oggi sta scontando la Germania. Tutti i dati sui fatturati sono spaventosi, di diminuzione di Volkswagen, BMW, Mercedes, meno 60-70% di utile in diminuzione, perché lo sappiamo, ne abbiamo parlato, il passaggio all'elettrico, i consumatori cinesi, però sul lato dei crediti sembra che comunque stiano tenendo. Quindi, Antonino, in questo breve mio intervento di questa sera, bisogna stare attenti, va considerato non solo il mero profitto, ma va considerato anche l'utilità per le comunità, per i territori, quando si mettono in campo certe operazioni economico-finanziarie. Quindi bisogna stare molto molto attenti, magari bisogna prendersi dei tempi a ragionare, e spero che anche qui la politica, che è sempre stata magari bistrattata, che bisogna sempre che si emargini, no? Qualcuno dice, forse è bene che la politica torni in campo con delle scelte vere, strategiche, e possa dire anche la sua, perché alla fine se la politica dovrebbe rappresentare i cittadini, e se un'operazione probabilmente può essere anche un'operazione che mette a rischio il sistema, è giusto dirlo, non aver paura di farlo e essere anche coerenti con un certo mandato elettorale che è stato dato, perché c'è un governo che è stato eletto sulla base di un programma, e quindi è giusto che chi è eletto faccia rispettare il mandato popolare. Quindi questo è un po' il messaggio, Antonino, che lasciamo a chi ci ascolta, e poi vedremo il Farcoin questa settimana, in questo periodo estivo e natalizio, passerà il miliardo. Io ritengo che questo delle meme coin sia molto pericoloso e faccia un danno magari anche alle cripto più tra virgolette tradizionali, quelle mainstream, no? Bitcoin, Ethereum, che dietro hanno anche tutto un percorso di tecnologia. Quindi occhio, non sono tutte uguali, anche lì, come le aziende, non tutte le aziende sono uguali quando si investe, sempre affidarsi a professionisti iscritti all'albo, professionisti che sono registrati, professionisti che operano sul mercato sulla base di autorizzazioni, perché se no, se il fai da te, se non è collegato a un studio, conoscenza, approfondimento, si rischia di fare un buco nell'acqua. Quindi occhio, prudenza sempre, e un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Buon Natale, Antonio. Buon Natale a tutti voi, a Antonino, a tutta la redazione di Radio Libertà, che lo ricordiamo è una radio libera, dove si può dire quello che si pensa, nessuno ci censura, e questo è anche il bello della libertà. Certamente, grazie ancora Antonio, un abbraccio grande. Sigla. Avete ascoltato Conto Corrente. E quindi il Fartcoin è arrivato a totalizzare quasi $1 miliardo, eccetera, eccetera. Ora qualcuno dice che se il prodotto della nostra digestione fosse oro, i poveri nascerebbero senza il lato su cui ci si siede, per cui l'antica saggezza mi induce a pensare che questa sia l'ennesima truffa online, e chissà che non ci siano fior di fessi che hanno investito anche da questo paese fior di soldi nel Fartcoin, se non anche nell'Actua Girl Coin e tutta questa robaccia qua elettronica, che non ha assolutamente alcuna giustificazione, alcuna possibilità di alcun appiglio di serietà, permettete. 0292947222 se volete essere dei nostri per telefono, abbiamo tutto il tempo che volete. Stasera si recita a soggetto, oppure
340 670 9659 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o il WhatsApp che dir voglia. Sì, vi voglio leggere una comunicazione, anzi due comunicazioni che arrivano dall'ufficio stampa dei Patrioti, segnatamente appunto della Lega in quel di Bruxelles. Vi voglio leggere questa dichiarazione. Venerdì, perché noi parliamo, ma tra meno di 48 ore, come potete immaginare, ci sarà l'epilogo del processo di Palermo. Naturalmente noi vi racconteremo su questa radio lo svolgimento del processo e naturalmente cercheremo di aggiornarvi anche sulla decisione che verrà presa dai giudici palermitani in tema di open arms. Ecco, vi voglio leggere questo. Venerdì non si giudicherà solo Matteo Salvini, ma anche il valore che i giudici danno al nostro paese. I giudici decideranno se difendere il proprio paese è reato o dovere. Se sarà un reato, gli scafisti avranno vinto. Se invece Salvini verrà assolto, avrà vinto il popolo italiano, perché Matteo è sotto processo per aver fatto quello che ogni ministro dovrebbe fare: proteggere il suo popolo, proteggere il suo paese, mettere l'Italia al primo posto. Noi non abbiamo dubbi. Salvini è un patriota coraggioso e noi saremo al suo fianco con la nostra voce, il nostro cuore e il nostro coraggio. Difendere l'Italia è un dovere, difendere Salvini vuol dire difendere l'Italia. Così le europarlamentari della Lega Anna Cisint, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone e Isabella Tovaglieri. 340 670 9659 oppure 02 92 94 7222 se avete voglia di dire la vostra e di intervenire. Vi leggo anche un'altra notizia, sempre su questo tema, che arriva sempre dall'ANSA, e questa è di pochi minuti fa, tra l'altro. Crippa: se Salvini è condannato, la Lega è pronta a mobilitarsi. Venerdì attesa la sentenza del processo Open Arms. Fontana: una condanna sarebbe aberrante anche da un punto di vista giuridico. Del Mastro: requisitoria del PM da centro sociale. Ormai ci siamo. Dopodomani, venerdì 20 dicembre, 5 giorni prima del Santo Natale, sapremo se Matteo Salvini è colpevole. Colpevole di aver difeso i confini del nostro paese dall'invasione di immigrati clandestini. Così il vice segretario della Lega Andrea Crippa, scusate, intervistato da affariitaliani.it. Un'eventuale condanna sarebbe un fatto gravissimo, una condanna all'intero popolo italiano, al Parlamento e quindi al governo eletto direttamente dai cittadini. Tutto il partito è al fianco del suo leader ed è pronto alla mobilitazione in caso di condanna. Per il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, una condanna di Salvini nel processo Open Arms sarebbe cosa incredibile per il nostro paese, talmente aberrante anche dal punto di vista giuridico che non voglio pensarci, ha aggiunto Fontana. Se si dovesse arrivare a una sentenza di condanna detta arrivando alla conferenza nazionale sull'export alla Bocconi, sarebbe veramente una violazione dei principi più basilari del diritto. Io sono assolutamente convinto e voglio essere convinto che Salvini venga assolto. Gli sono estremamente vicino perché ho provato cosa voglia dire in ogni caso essere oggetto di un procedimento penale. E veramente, ha aggiunto, spero che una volta tanto ci sia un sussulto di giustizia. E la mobilitazione del Carroccio è una cosa a cui non voglio neanche pensare, ha concluso, ripeto, perché è talmente aberrante, anche da un punto di vista giuridico, che non voglio pensarci. Così l'ANSA. C'è una telefonata, pronto, chi è là? Buonasera, qua la voce della Ciao coscienza. Antonello. La voce della coscienza. Dimmi tutto. Senti, Cero, anche oggi, come ieri, all'apertura di tutti i TG, la grande tragedia della speleologa. Sì. Ma non ti fa pensare un pochettino a questa questione qua? Cioè, una persona che si va a imbucare a 4 chilometri di profondità, senza nessuna struttura di sicurezza, e poi ci sono addirittura 160 addetti ai lavori, elicotteri, ambulanze, tutti
che lavorano e stralavorano quasi una settimana per recuperarla. Ma sta roba qua non vi fa pensare a qualcosa, che c'è qualcosa di strano che non va nel nostro paese. Diceva tempo fa un saggio dell'antichità: l'accorto ha visto la calamità e la scampa, l'inesperto va oltre e subisce la tragedia. Ma questa speleologa qua le sta cercando tutte pur di... E poi dice, dai, usciamo. Ma a me fa pensare, io non vedo 150 infermieri che quando qualcuno sta male sono pronti a venire con l'elicottero a salvarmi. Anzi, vedo una grande inefficienza ancora, purtroppo, non nel Veneto, ma in altre regioni, delle strutture sanitarie. In questa vicenda di questa speleologa c'è sicuramente qualcosa che non funziona. A me fa molto pensare. Questa è la mia un po' impressione, caro Antonino, non volevo rovinarti la serata, sai. Ma guarda Antonello, la prima cosa che non ha funzionato secondo me è l'informazione. Esiste una gerarchia delle notizie. Quando si apre un giornale, l'apertura, cioè la prima notizia che viene data, sia essa il titolo in alto nel quotidiano, oppure la prima notizia che vi dà il TG, o la prima notizia che viene letta alla radio e così via, o che trovate nella home page di un sito, quella è in quel momento la notizia più importante del momento, o più importante nel momento in cui il quotidiano è stato chiuso ed è andato in stampa, o è stato preparato il telegiornale, il radiogiornale e così via. Quindi siamo proprio all'ABC del giornalismo. Io credo che in questo paese, mentre si sta discutendo la manovra, mentre c'è un presidente degli Stati Uniti che al di là delle battute e dei tweet sta arrivando e ha delle idee molto chiare anche per quanto riguarda l'Europa, per quanto riguarda noi altri. Mentre ci avviamo a un Natale nel quale l'economia più o meno tiene botta, ma è anche vero che nei giorni scorsi, non ricordo quale rapporto, ha detto che questo è un paese che sostanzialmente a livello economico galleggia. Abbiamo avuto settimane con scioperi una volta sì, una volta no. Abbiamo avuto Landini che ha fatto casino una volta sì, una volta no. Abbiamo avuto tutto un dibattito sugli scioperi. Ne sentite parlare più degli scioperi? Ne sentite parlare delle leggi per regolamentare il diritto di sciopero? Salvini ha osato soltanto accennarlo, dopodiché gli hanno dato tutti addosso, qua, là, però hanno smesso di parlarne. Allora, io credo che come notizie di apertura ce ne siano molto, diciamo, più pressanti rispetto alla speleologa, che per carità, con tutto il rispetto, poteva essere data anche come seconda notizia. Siccome in questo paese noi facciamo molta emotività quando si danno le notizie, e allora la storia a lieto fine, sì, mi va bene per carità, ma non è una notizia d'apertura. Se io dirigessi un TG, una cosa è, non la darei come notizia d'apertura. Può essere la seconda, la terza notizia, ma non è l'apertura di sicuro. Se vogliamo fare informazione. Se vogliamo fare emotività, questo è un altro paio di maniche. Seconda cosa, uno speleologo che si avventura dentro una grotta, tutto quello che vuoi tu, è una persona che è formata, preparata e conosce anche i rischi connessi a quello che fa. Già una volta era rimasta intrappolata, questa è la seconda e ci auguriamo che non ci prenda gusto più che altro, perché nel momento in cui ci vai due volte devi uscire in barella, forse c'è qualcosa che dovresti rivedere anche tu o darti un'altra priorità, così per dire. Così per dire. In Calabria si dice a duvi su più petrica buccuna fatti l'arrassu. Dove sono più pietre che bocconi, cioè dove sono più le difficoltà che le opportunità, fatela arrassu, detras, lontano, staci alla larga. Poi ognuno fa quello che vuole. E ribadisco il concetto, non era notizia da apertura dei giornali. Per me no.
se vogliamo parlare di giornalismo. Poi se vogliamo parlare di oddio mio, o qua o là, così le nonne a casa sono contente e abbiamo una bella storia, quello è un altro paio di maniche, ma non è informazione, è un'altra cosa. Tutto qua, ecco perché tante volte quando mi è capitato di fare rassegna stampa e ci sono stati eventi tipo Slavina, valanghe, morivano in massa, io mi limitavo a dare la notizia senza andare a vedere le varie paginate, questo nella vita faceva questo, no, quel morto non t'appartiene, quel morto appartiene ai suoi parenti. Quello non ha ancora finito di esalare l'ultimo respiro che già viene sbattuto in pagina con la foto presa da Facebook. Faceva questo, faceva quello nella vita. Perché? Perché la gente al bar, mentre sorseggia il cappuccino, possa dire però se stava a casa sua. Non sono cazzi tuoi. Molto semplicemente. Non è mestiere tuo, non è informazione, non è giornalismo per me. Tutto qua. Va bene, va bene. Abbiamo un'altra zappa. Cosa vediamo? 340 670 9659. Ho letto che Fabio Fazio ha invitato l'attore Richard Gere a 2 giorni al processo Salvini per sentirsi dire cosa? Che Salvini deve essere condannato? Clara da Sondrio. Chi se ne frega dell'opinione di Richard Gere? Perdonami Clara. E quindi sì, è venuto Richard Gere in Italia, sicuramente dirà o magari è convinto che Salvini debba andare a mangiare galera, magari anche con la palla al piede, ma detto ciò chi se ne frega? Cioè un rotondo chi se ne frega del parere di Richard Gere su questo argomento. Va bene, dunque quale valore informativo aggiunge tutto ciò alla vicenda? Vedete, siamo sempre lì, però Richard Gere, ufficiale gentiluomo, come bello, che uomo straordinario, quella. Invece l'altro è brutto, sporco, c'ha pure la barba, sai com'è, no? Quella faccia un po' così, no? Invece l'altro è bello, è l'American Gigolo che vestiva Armani nel 1980, è buddista, è un uomo raffinato, è un figo, quell'altro va in giro coi jeans, con la camicia, quando va a Pontida, quella roba là. Allora, sai, ma chi se ne frega del parere di Richard Gere? Scusate, me lo spiegate? Chi se ne frega? Cioè, e dopo che abbiamo saputo del parere di Richard Gere, secondo voi stasera io andrò a cena più sereno? Oppure cosa farò? Non lo so. Secondo voi io stanotte non dormirò dopo aver udito il parere di Richard Gere? La cosa mi lascia basito, devo dire la verità. Questa è l'Italia, caro Antonello. Caro Antonello. E cari miei. Poi si meravigliano perché la gente non ascolta più i giornalisti. E grazie al cavolo. Scusate l'espressione. Senza che si offenda il cavolo, tra l'altro. Va bene, adesso noi ce ne andiamo in pausa e a giusto commento di tutto ciò che abbiamo detto, ci ascoltiamo gli Squallor, bla bla bla, 1974. Tac. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
A te la linea. Grazie Lorenz, immenso Totò Savio e la sua signora, la signora Jacqueline, che nel 1974 incideva bla bla bla. Poi, grandissimo pezzo, attenzione, come singolo ebbe un successo clamoroso in Europa, soprattutto nei paesi di lingua francese, perché chiaramente bla 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 e moi vraiment je t'aime, insomma, non è che ci voglia molto. Ma la cosa più importante per noi che siamo ovviamente cultori dello squallorismo a proposito, ma voi siete per gli Schiantos o per gli Squallor? Perché sapete che c'è sempre stata questa, come possiamo dire, questa diatriba tra i fautori del genere, ma per noi appassionati degli Squallor questo pezzo finisce nell'album Palle, sempre dell'anno 1974, quello nel quale c'è anche per esempio il Vangelo secondo Chinaglia, oppure era Pedro Liquigas, 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 il suo nome è Liquigas, grandissimo album, Palle, veramente geniale, a parte il fatto che gli album degli Squallor sono tutti geniali perché sono stati la descrizione, come possiamo dire, la descrizione più pungente e veramente non politically correct dell'Italia com'è, in fondo, se ci fate caso. Anche i film, tutto sommato, non sono stati male. Sì, certo, per carità, ora possiamo discutere pure di Ciro Ippolito, di Arrapao e di Uccelli d'Italia, che sono stati a loro modo due film abbastanza di culto, però insomma, sempre per quello che diceva Morgan prima, no? Quelli che fanno milioni di visualizzazioni con Sesso e Samba, e la canzone di Marinella di De André fa solo 7 milioni. Ecco, pensate che bla 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 sul canale ufficiale degli Squallor su YouTube fa solo 12.570 visualizzazioni. Io questo lo trovo indegno di un paese civile. 029294 7222 se avete voglia di interloquire per telefono, oppure 340 670 9659. C'è Dani da Como che mi scrive: ciao Antonino, Richard Gere è un opportunista, Morgan è il mio nuovo mito. Ma guarda, Morgan è un allora, Morgan o lo odi o lo ami, cioè non è personaggio da mezze misure. Qualcuno dice che è un tipo un po' così, un po' cosà, quello che vuoi. Io so soltanto che quando era con i Blue Vertigo, ma per carità, Morgan in generale lo si prende per tutto quello che ha fatto cose che ti toccano dentro. Mi spiego, faccio un esempio banale. Le canzoni dell'appartamento, quando canta ho deciso di perdermi nel tempo, questo è Altrove appunto di Morgan, dalle canzoni dell'appartamento dei Blue Vertigo. Se tu ti guardi non tanto il video, anche il video è il suo perché, però il testo del pezzo è qualcosa di geniale, è poesia pura, non gli puoi dire niente a uno così. Che però viene snobbato, questo è vero, cioè si tende ogni volta a dare quest'idea del tipo problematico, del tipo che è tutto lui, del tipo che qua e che là, però cavolo, questo è uno che quando parla di musica sa quello che sta dicendo, lo sa, punto, non c'è altro da dire. Poi a me che lui sia stato sposato con Asia Argento, che abbia avuto sto casino, quell'altro, me ne frega niente, in quel momento sta parlando di musica, ne parla in maniera competente, sì, e allora c'è qualcosa da imparare, basta. Molto semplicemente. Io la vedo così, poi per carità, siamo sempre lì. Che altro dire, insomma, è per citare sempre gli Squallor, è il problema del Mezzogiorgio, tutto qui. Senti qua che bellezza. Forse già lo sai che a volte la follia sembra l'unica via per la felicità.
C'era una volta un ragazzo chiamato pazzo e diceva sto meglio in un pozzo che in un piedistallo. Oggi ho messo la giacca dell'anno scorso, che così mi riconosco ed esco. Dopo i fiori piantati, quelli raccolti, quelli regalati, quelli appassiti. Ho deciso di perdermi nel mondo, anche se sprofondo. Lascio che le cose mi portino altrove, non importa dove. Cioè, uno così è tipo Gozzano quando dice lasciatemi così come una cosa dimenticata. Cioè, questo è uno che quando parla fa tutta una serie di citazioni. Cavolo, se è poesia questa. Però questo qui non li fa 7 milioni di visualizzazioni come De André, per carità, De André, non andiamo a scomodare gli dei della musica italiana da Lucio Battisti in giù, ma insomma, mi pare un po' meglio di Sesso e Samba, sì, per carità, però con tutto il rispetto sempre, perché qua parliamo di gusti, 029294 7222. Se volete intervenire per telefono, oppure 340 670 9659. Vediamo che altro c'è alle 19:38 minuti e 27 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Qui a Zoom Antonino Danna al microfono con voi. Lorenz, tu che ne pensi di tutto questo? Dici di che cosa? Di Tony F? Di Tony F e di quello che ha detto Morgan, cioè chi se ne fotte di lui. Ma Morgan tanto, cioè, nel senso, sfrutta ogni situazione per dire qualsiasi cosa, quindi cioè, del fatto di Tony F secondo me non è giusto, perché la musica è musica, si può criticare eccetera, ma questa, cioè, secondo me è un po' una forma di censura, ecco. Poi Morgan, nel senso, gli piace alzare le polemiche, quindi lo sanno tutti com'è. Ok, siamo d'accordo, però il punto è, se tu fai un repertorio irrispettoso nei confronti delle donne in cui si parla di sesso, soldi e pistole, cioè ammetterai con me che è un po' diverso da ho deciso di perdermi nel tempo, mi sono messo la giacca l'anno scorso, Ma ovviamente è un po' diverso da acqua azzurra, acqua chiara, o no? Ovviamente, però sai qual è il problema secondo me? Era il fatto che l'anno prima, cioè nel senso, lui era tra i cantanti per il concerto, quindi hanno deciso di portarlo, e poi dopo si sono accorti magicamente che lui faceva questo tipo di testi e hanno deciso cioè non doveva essere incluso dall'inizio, secondo me, capito? Se avevano questa idea. Sì, no, anche perché voglio dire, cioè, questo scrive in Dopo le 4, ti sputa in faccia solo per condire il sesso, ti chiama puttana solo perché me l'hai chiesto, ti sbavo il trucco che senza stai pure meglio, ti piace solamente quando divento violento, oppure lei la comando con un joystick, non mi piace quando parla troppo, le tappo la bocca e me la fotto. Ora, insomma, qua non siamo manco al discorso da caserma, voglio dire. Cioè, però è anche vero, se ne potevano accorgere prima, come dicevi pure tu, perché questo è in un certo senso, se tu ci fai caso, è un pasticciaccio, tipico pasticciaccio organizzato all'italiana, che se ne accorgono all'ultimo minuto, perché se sta roba veniva fuori il 2 di gennaio a concerto fatto, ma noi non ne sapevamo niente. Ora, siccome non è che viviamo tutti nelle caverne, grazie a Dio abbiamo la possibilità di informarci, avrebbero potuto dare una valutazione prima. Poi qualcuno dice questa è una censura, non lo so, io non credo che sia arte usare espressioni del genere. Tappo la bocca a una donna e me la fotto, questa non è arte, perdonate. Anche perché, voglio dire, la verità l'ha detta Andy Warhol, se io vado in piazza San Pietro a quest'ora, ma pure che ci vado durante l'udienza papale, e mi calo i pantaloni e resto in mutande davanti a tutti, immaginatemi, giacca e cravatta con i pantaloni calati. Sì, per 15 minuti sarò famoso, ma dopo che resta? Cioè, dopo che abbiamo visto Duchamp che gli fa i baffi alla Gioconda, abbiamo visto la merda d'artista di Manzoni, abbiamo visto provocazioni tipo quelle dell'Abramovic, per cui voglio dire che tu arrivi e scrivi ste robe, non lo so, a me ricorda un po' quello delle medie che per darsi un tono dice le parolacce, non lo so, voglio dire,
non pretendo, per carità, non pretendo, torno a ripetere, acqua azzurra, acqua chiara, però manco arrivare a sti livelli, dai, su, c'è un limite a tutto. Allora, poi per carità, forse sto invecchiando, caro Lorenz, questa è la verità. Sto invecchiando, sto diventando cattivo, che vuoi fare? Allora, andiamo a vedere le ultime notizie. Un letto per la casa nuova, ecco il regalo di Fratelli d'Italia alla Meloni. Ah, hai capito. Vediamo che cos'è questa cosa. Chi è? Fermi tutti. C'è un commento di Francesca Corbella, bello figo, che saluto e abbraccio. Tra l'altro la ringrazio per essersi prestata la settimana scorsa all'ignobile farsa con cui da qualche puntata introduciamo Aria Fritta. Insomma, Pier Vittorio, riconosci la Liliana, è tua figlia, lo sappiamo tutti. Allora, bello figo, però ai ben pensanti di sinistra andava benissimo. Francesca, hai proprio ragione, che altro aggiungere? Che altro aggiungere? Fermi tutti, vediamo un attimo cosa dice qua su WhatsApp. Scusate, ora carico il messaggio. Salve, interessante l'intervento del signor Zennaro, però sarebbe utile anche se desse qualche operativo per noi piccoli risparmiatori, Antonio. Antonio, mi pare che l'abbia dato bene il consiglio operativo per il semplice e banale motivo che ha suggerito di non puntare su questi meme coin, su queste monete farlocche che rischiano di essere, lui dice, il gioco della sedia, ma se voi lo possiamo tradurre come una vera e propria truffa, visto e considerato che insomma, ma tu investiresti i soldi che hai guadagnato nel mondo reale, lavorando duramente, con sudore reale, non con sudore virtuale, con il tuo tempo reale che tu hai realmente impiegato in una moneta che si chiama scorreggia soldo, fart money, fart coin, come si deve chiamare? Cioè tu vorresti investire dice, in che cosa investi? Ma io oggi ho comprato 10.000 azioni, che cavolo ne so, Ferrari e poi ho preso le Montedison e poi mi sono preso 10.000 azioni della Bayer, dico per dire. E tu che hai preso? E io ho preso 10 scorreggia coin. Però questi valgono tot soldi. Sì, domani vediamo però quanto valgono ancora, insomma. Va bene, bella gente, noi abbiamo finito. Chiudiamo con la canzone di stasera, che è un gruppo degli anni 70 che ha avuto un certo successo in Italia, gli Ora di Punta, con Averti Mia del 1977. Chiudiamo così con la passione degli anni 70. Ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili per la puntata numero 905 di Zoom. Ci sarà lui, l'immenso Carlo Cambi, con Gabriella Ronza, e che dire di più, che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Avete